Ciao a tutti amici pescatori, per il video di questa settimana ho deciso di mettere mano con voi ad un mulinello. Il mulinello in questione è il top di gamma per la linea spinning di Kasatika, il Talisman Extreme. Eccolo qui, questo è il mio personale, già imbobinato perché spero di usarlo al più presto, anzi venerdì penso di riuscire a metterlo in uso, spero. Quindi andiamo a vedere che cosa vorrei fare oggi con voi. Vorrei andare a smontare completamente questo mulinello, o quasi completamente. Qui parliamo di un mulinello comunque stagno, ideato anche per lo spinning in mare, quindi regge bene la salsedine. Parliamo di una frizione da 8 kg, parliamo di un corpo in alluminio tornito, ricavato dal pieno, una bobina, un rotore diciamo bilanciato al computer, una manovella ricavata dal pieno anche questa, un pomello in eva, un sacco di innovazioni rispetto al vecchio modello che hanno fatto la differenza. Voglio proprio per questo con voi andare a vedere nei particolari come è fatto all'interno questo mulinello e quanto può essere complicato fare una pulizia o una manutenzione, oltre al fatto che ricordiamo ha uno sportellino dove è molto comodo andare ad ingrassare. C'è un piccolo foro, basta smontare la vite e aprire lo sportellino per ingrassare gli ingranaggi, quindi può farlo chiunque. Ma non per questo mi sono fermato qui e ho deciso di smontarlo comunque con voi. Vediamo il video. Allora, partiamo prima di tutto togliendo la ghiera della frizione. Svitiamo qui in alto, svitiamo fino alla fine, con il filetto abbastanza lungo. Frizione, ricordiamo una frizione che tiene 8 kg questa qui, quindi bella, bella potente anche a pesci importanti. Sfiliamo la bobina in questo modo, ecco qua. Io ho aggiunto, come vedete qui in alto, una piccola rondellina presente all'interno del kit che mi serve per imbobinare meglio la bobina con il filo. L'ho aggiunta, quindi andiamo a togliere la manovella, ricordiamo tornita dal pieno, quindi bella robusta, con pomello in eva, ecco qua, mettiamo qui a fianco, poi svitiamo la vite dall'altro lato, ricordiamo che questo mulinello ha la possibilità di mettere la manovella sia a destra che a sinistra, quindi a base a come preferiamo possiamo girarla. Ecco, adesso che abbiamo svitato la manovella, la vite opposta, cosa facciamo? Andiamo ad operare sulle viti a vista, le svitiamo tutte con un piccolo cacciavite, in questo modo. Io ve lo faccio vedere adesso nel video in maniera velocizzata. L'unica cosa mi raccomando, attenzione che ogni vite ha una piccola guarnizione rossa, non le perdete, che sono importanti, servono per mantenere praticamente l'impermeabilità del corpo del mulinello, che ricordiamo che è completamente impermeabile e resiste anche alla salsedine. Una volta svitate tutte queste viti del corpo, compresa quella sotto, sono tre viti in totale, andiamo ad agire invece sulla parte sopra, dove c'era la bobina, diciamo. Lì c'è un piccolo coperchio con due viti che serve per coprire la vite di sgancio del rotore. Noi andiamo a svitare le due viti e poi con una chiave da 13, una chiave inglese da 13, andiamo a svitare il dado che tiene bloccato il rotore così, in questo modo. Una volta che abbiamo svitato questo dado, ci troviamo con il rotore libero di scorrere. A questo punto, sotto al rotore, sulla parte sinistra del mulinello, si trova un'altra vite che serve per aprire del tutto il corpo, questa piccola vite qui di lato. Andiamo a svitare anche questa e in questo modo ci dà la possibilità di arrivare agli ingranaggi. Quindi se abbiamo bisogno di ingrassare o di ripulire il mulinello, perché per l'ingrassaggio ricordiamo che c'è un piccolo sportellino di lato che basta svitare la vite dalla parte opposta alla manovella per accedere ad uno spazio apposito per l'ingrassaggio del mulinello, cosa che ritengo molto molto utile visto che io personalmente spesso mi ritrovo con dei mulinelli che hanno bisogno di pulizia o di ingrassaggio usandoli spesso in mare, ritengo che sia una cosa molto buona avere questo piccolo modo per accedere agli ingranaggi senza dover stare a smontare il mulinello ogni volta. Una volta che abbiamo avuto ingresso agli ingranaggi,
Io ho ingrassato, diciamo, con il grasso in dotazione della Tica, ho ingrassato i punti principali, quindi gli ingranaggi all'interno, i cuscinetti dove scorre la manovella, in maniera, sì, senza esagerare, ricordiamo che comunque non hanno bisogno di essere in bagno di grasso, basta una piccola quantità che poi è più che sufficiente. Ricordiamo che da qui adesso io ho richiuso lo sportellino e ho sfilato, visto che c'ero, ho tolto anche tutta la parte riguardante frizione, basta fare una piccola pressione, ricordatevi però l'ordine con cui sono inseriti nell'albero tutti i pezzi, li ho sfilati per poter accedere alla parte sottostante il rotore, dove c'è diciamo dove entra l'albero nel corpo del mulinello. Lì ho messo un po' di grasso sul cuscinetto, ma era già a posto così, il mulinello era nuovo, quindi era in ordine, non ho dovuto fare altro. Eccoci qua, l'abbiamo smontato, l'abbiamo anche rimontato, anche se non vi ho fatto vedere tutta la trafila perché vi avrei asciugato. Comunque funzionante, perfetto, rimontato. Ora facciamo un rapido riassunto. Ricordiamo allora, corpo in alluminio tornito ricavato dal pieno, manovella ricavata dal pieno in alluminio, rotore bilanciato elettronicamente, rapporto 6:3 a 1. Ogni mulinello di questa gamma ha in dotazione una bobina 3000 per il 3000, però ha anche un 3005, sempre in alluminio. Il 2000 ha bobina 2000 più la bobina 2005, quindi molto comodo. Ogni mulinello in dotazione ha anche una custodia in neoprene, utilissima, io le compro sempre a parte, in questo caso è compresa ed è una manna dal cielo finalmente. Qualcuno che pensa che non tutti i pescatori sono prendi e butta in barca, non lavo, non pulisco, a me piace tenere le mie cose sempre in ordine. Questa è la sua piccola custodia, lo metto all'interno, sta anche su sulla canna con la sua custodia, quindi è perfetta, anzi un elogio di Tica, ha fatto un lavoro ottimo. E oltre a questo ricordiamo frizione da 8 kg, 14 cuscinetti più 1, resistente alla salsedine, lo potete utilizzare tranquillamente in mare, quindi diciamo che il mulinello preso in mano così direi che è un mulinello più che ottimo. Non vedo l'ora di provarlo in pesca per sentire le sensazioni che mi dà sia come frizione che come si comporta con pesci magari anche spero di una certa mole. E niente, io vi lascio così e vi rimando magari ad un video dove spero di metterlo un po' ai ferri corti con qualche preda interessante al più presto. Grazie ragazzi, al prossimo video. Seguitemi anche su Instagram, Yuri per il sotto. Ciao a tutti.